Buongiorno a tutti gli spettatori di questa nuova avventura, chiamiamola così, scacchistica su Twitch. Io saluto intanto tutti gli spettatori presenti, saluto Tino, presidente del Comitato Regionale Veneto Scacchi, e naturalmente mi permetto di ricordare che questa prima puntata delle trasmissioni Twitch ci sarà anche un moderatore, Dario Bellinato, e ci sarà una regia condotta da Matteo Volpi. Eccoci qua, finalmente al calcio d'inizio. Oddio, non al calcio d'inizio della partita Italia-Svizzera, ma al calcio d'inizio delle trasmissioni Twitch, una cosa innovativa, credo, nella quale avete visto nella sigla avete visto le diverse rubriche che sono previste, e come prima rubrica e prima puntata della prima rubrica denominata Tino risponde, come ho detto prima, e ripeto, salutiamo Tino Testolina, presidente del Comitato Regionale Veneto Scacchi. Bene, allora, intanto Tino, come stai? Come sei emozionato per questa prima puntata? Certo, sono molto emozionato, anche perché è tanto che ne parliamo e finalmente siamo partiti. Non sapete quanto lavoro c'è dietro questo. Io ringrazio tutti gli amici scacchisti che hanno collaborato alla buona riuscita a questa ottima iniziativa, che è molto impegnativa, E mi auguro che abbia successo, perché così tutte le persone impegnate dagli scacchi possono essere molto più aggiornate in tempo reale, possono chiedere dubbi, incertezze, eccetera. Ecco. E questo per dare soddisfazione a tutti gli amanti di questo gioco. Ecco, per fare questo gioco, per dirigere, per organizzare, per insegnare, per arbitrare, bisogna avere sicuramente una grande passione. Ecco, per cui praticarlo a livello sportivo o anche organizzativo ci vuole l'amore per questo gioco. Io ringrazio Sergio Ventura che insieme agli altri, e lui poi lavora di più perché fa gli schemi, contatta le varie persone che devono parlare, eccetera, e non è un lavoro da poco. Guardate che trattare con le persone bisogna sempre avere tanta pazienza, e quando è terminata cominciare da zero un'altra volta, come niente fosse. Per cui grazie Sergio per questo tuo coordinamento di questa attività, e anche perché fai il moderatore, sei qui a fare queste cose per il bene degli scacchi, e questo io penso che per il Veneto, anzi a livello regionale, penso che sia la prima iniziativa su Twitch, per cui è ancora più grande il valore che voi date a questa iniziativa, per cui io mi sono offerto anche, giustamente, forse anche per fare la prima puntata. Poi questa sera c'è Italia-Svizzera, per cui pochi mi guardano, ma intanto, diciamo così, rompiamo il ghiaccio, ecco. Intanto iniziamo. Bene, molto bene. Allora, come ho detto, all'inizio avete visto le diverse rubriche, le ricordo solamente qui rapidamente. Tino risponde questa prima rubrica, poi ogni settimana faremo una puntata di una rubrica diversa. Prossima settimana in diretta con il maestro. Poi faremo una puntata sui circoli del Veneto, anche questa è una cosa molto, molto nuova, molto innovativa, in cui un circolo del Veneto si presenta, e ancora poi ci sarà una sorta di approccio a livello zero al gioco degli scacchi, e questo però sarà più avanti. Bene, allora iniziamo con appunto esaminare, capire un attimo le problematiche della parte gestionale, organizzativa della Federazione Scacchistica Italiana. Evidentemente l'organizzazione della FSI è divisa in due parti, diciamo, la struttura centrale che è costituita dal Consiglio federale, e la struttura periferica.
Allora, Tino, noi vorremmo sapere, il Comitato regionale Veneto Scacchi è costituito dall'insieme insieme agli altri comitati regionali, forma la struttura periferica cosiddetta della FSI, mentre poi c'è naturalmente il Consiglio federale che rappresenta la struttura centrale. Vuoi descriverci brevemente l'organizzazione, insomma, questa organizzazione della FSI? Allora, se partiamo dalla testa, abbiamo il nuovo presidente. Dopo 16 anni di gestione Pagnoncelli è arrivato Luigi Maggi, l'attuale presidente della Federazione Scacchistica Italiana. Il 20 dicembre del 2020 c'è stato questo sostanzialmente passaggio di consegne. Dei 10 consiglieri federali, più uno il presidente, quindi 11 persone a gestire a livello nazionale gli scacchi e ad avere i rapporti con il CONI e ad avere i rapporti con la FIDE e l'ECU, c'è questa struttura di 10 più una persona. Il 20 dicembre sono state fatte le elezioni. Ricordo che tutto ciò e i comportamenti della federazione, eccetera, sono dettati da regolamenti CONI e FIDE. FIDE per un certo aspetto, CONI per un altro. Noi siamo in Italia, quindi siamo sotto il CONI come disciplina sportiva associata e quindi dobbiamo seguire i dettami del CONI, che poi il CONI è un'emanazione per la gestione dello sport del governo, anche se è abbastanza e parecchio autonoma, e speriamo che lo resti autonoma. Insieme a Luigi Maggi, il consiglio dei 10 consiglieri federali sono cambiati il 50%, quindi metà di quelli che c'erano in precedenza sono rimasti, metà sono cambiati. E le new entry sono, oltre al presidente, Francesca Capuano, che è consigliere in quota istruttori della Puglia, Marta Consalvi della Lombardia, consigliere in quota società, Veronica Goi, la nostra rappresentante in Consiglio federale, in quota giocatori, e Riccardo Merendino della Sicilia e Giampaolo Torselli del Lazio. Allora, come sono divisi poi in maniera geografica? Beh, Luigi Maggi, Lazio, Lorenzo Antonelli, consigliere in quota società e vicepresidente vicario delle Marche, Maurizio Caposciutti, consigliere in quota giocatori della Toscana, Francesca Capuano, l'abbiamo detto, della Puglia, Marta Consalvi della Lombardia, Fabrizio Frigeri, Emilia Romagna, Veronica Goi, Veneto, Angelo Martorelli, Campania, Riccardo Merendino, Sicilia e Roberto Rivello, Piemonte. Come dicevo prima, c'è poi Giampaolo Torselli, che è un avvocato del Lazio, e il presidente ha fatto bene a portarlo in Consiglio federale proprio perché molte volte e sempre più spesso ci sono delle questioni legate alla legislazione sportiva, civile, eccetera. Si rischia a volte anche di andare nel penale. Adesso poi col Covid vedete voi, no, quanti problemi ha portato. È bene avere una figura di riferimento di questo tipo. Bene. Ecco, una cosa, c'è un consiglio di presidenza, quindi il presidente Luigi Maggi con Lorenzo Antonelli, Francesca Capuano, Veronica Goi e Roberto Livello fanno il consiglio di presidenza, quindi una specie di giunta operativa. Ecco, noi siamo ben felici perché Veronica Goi, la nostra consigliera federale, è nel consiglio di presidenza. Senti Tino, oltre a Veronica Goi, che è rappresentante del Veneto in qualche modo nel Consiglio federale, tu hai avuto modo di conoscere il presidente Maggi prima o dopo la sua nomina a presidente ed eventualmente altri consiglieri del Consiglio federale? Hai avuto modo di parlarci, di conoscerli? Allora, io esperienza. È dal 2013 che sono presidente regionale e un po' alla volta ho dovuto conoscermi tutti i funzionamenti
della federazione in tutte le occasioni che ho avuto, perché una volta all'anno c'è la riunione dei presidenti regionali e quindi lì ho conosciuto i vari presidenti, i consiglieri federali, ho avuto modo di parlare con molti che adesso per esempio non ci sono più perché sono stati cambiati, ne sono venuti di nuovi, insomma ecco, anche i 5 che sono rimasti a casa erano personaggi con i quali ci si confrontava spesso, anche perché avendo degli incarichi a livello nazionale, quando ci sono dei problemi occorre telefonare a questi referenti, come in questo caso, come adesso, insomma, ecco. Io il presidente Maggi lo conosco, fate conto, da 6 anni, da quando ho cominciato a frequentare Milano, una volta all'anno ci vedevamo, e quando si va lì a fare il consiglio per i presidenti regionali si va un po' prima, si assiste al consiglio federale se si vuole, altrimenti si resta fuori, si chiacchiera e così ci si conosce, ci si scambia idee, esperienze, informazioni, ecco. E Maggi l'ho conosciuto così, insomma, era il presidente del Lazio, come ho conosciuto il presidente della Toscana, Leoncini, e molti altri, insomma, per cui si conoscono in questa maniera tutta una serie di persone che sono interessate, che sono ai vertici della federazione, insomma. È una cosa molto importante perché quando a livello organizzativo o a livello di istruttorio o a qualsiasi livello c'è un problema e mi chiamano, c'è la possibilità con un colpo di telefono di sentire queste persone e di risolvere abbastanza presto i problemi. Poi bisogna vedere quale problema, l'entità, eccetera, insomma, ecco. Però siamo molto amici, ci conosciamo e via. Certo, ecco, alcuni dei nomi che hai citato, diciamo, li ho conosciuti anch'io perché ancora 20 anni fa sono stato nel consiglio federale, quindi ho avuto modo di conoscere alcuni personaggi importanti come Rivello, Perrone che non c'è, Marcello Perrone che non c'è più, Leoncini che c'è ancora invece della Toscana, quindi vabbè, la prossima volta che eventualmente li vedi me li saluti certo. cordialmente. Veniamo invece adesso un attimo a concentrare l'attenzione per quel che riguarda specificatamente il comitato regionale che, come abbiamo detto all'inizio, rappresenta un organo periferico della FSI. Ecco, però io scusami, io vorrei aggiungere che insieme a questi personaggi che sono solo dei personaggi, nel senso che vabbè li conosciamo eccetera, però la struttura che Maggi ha voluto dare a tutto, come ti dicevo prima, no? Le problematiche, ha costituito oltre alle 12 commissioni altri 19 gruppi di lavoro. Ecco, io sono una cosa molto più articolata di un tempo. Io sono nella commissione, non mi ricordo più come si chiama, comunque insomma, dopo ve lo dirò. Va bene. Ecco, anche Veronica un'articolazione molto maggiore, diciamo. Veronica in 3-4 commissioni, e quindi il presidente ha voluto coinvolgere tutti quelli che volevano interessarsi in qualche modo. Questo è molto positivo perché tante esperienze portano a commettere meno errori e portare avanti meglio i problemi, insomma, ecco. Certamente. Oh, tu mi dicevi il comitato regionale, vero? Sì, stavo chiedendoti, diciamo, passando diciamo alla cosa più piccola, no? Cioè alla composizione del comitato regionale, che è un organo periferico nel quale tu hai una conoscenza, direi, da lunghissima data come consigliere, prima come consigliere e poi come presidente. Ecco, io vorrei sapere se ci racconti da quando fai parte del Comitato regionale Veneto Scacchi, quali funzioni nel passato hai ricoperto e da quanti anni sei presidente. Intanto queste informazioni, diciamo, di carattere individuale, biografico. Sì, beh, io ho cominciato ancora che c'era la Lega Veneta Scacchi, sostanzialmente, nel 1988 con Paolo Perinelli.
C'ero anch'io. E facevo il segretario verbalizzante, proprio perché facendo il segretario verbalizzante ho cercato di capire cosa facevano, come lo facevano, quali erano i problemi, come erano organizzati, eccetera. Per cui io ho conosciuto i vari personaggi, Cortuso, Ragazzini, insomma, personaggi storici dello scacchismo italiano, Rosino ovviamente, no? Ecco. E poi l'ultimo Giovanni Visentini, che nessuno conosce perché è stato presidente solo per 3 mesi, è stato eletto, poi ha fatto un infarto, poverino, ed è deceduto. Ecco, io poi da quella data ho smesso anche per altri impegni che avevo, dal 2001 al 2005, e poi dal 2005 al 2013 sono stato tesoriere con il presidente il professor Giampaolo Navarro. Questi due ruoli, prima da segretario verbalizzante e dopo da tesoriere, mi hanno permesso di capire ovviamente tutta la struttura del comitato regionale, come funzionava. Non ho vissuto il passaggio perché è avvenuto in quei 4 anni che io ero assente. È venuto il passaggio fra Lega Veneta Scacchi e Comitato Regionale Veneto Scacchi. Ecco, quando io sono rientrato nel 2005 come tesoriere, allora c'era tutta una contabilità che prima la faceva Dal Molin prima, no? Dal Molin, Da esatto, Vicenza, Angelo da Dal Molin. Tiene, esatto, anche lui una grande figura da ricordare, meritoria per tutto quello che ha fatto e lavorato. Ecco. Per cui ho fatto questi 2 ruoli che mi sono serviti poi nel 2013 quando sono stato eletto presidente presidente regionale degli scacchi, per cui sia per quanto riguarda i verbali sia per quanto riguarda la tesoreria io avevo già le informazioni complete. Anzi, dico questo, in ogni società le 3 persone che non devono mancare e possibilmente devono essere distinte sono il segretario, il tesoriere e il presidente. Poi uno di questi può fare il direttore tecnico, può fare pulire, anche scopare, eccetera, ma queste 3 figure è bene che ci siano e che siano distinte per il buon funzionamento delle ASD. Certo. Ecco. Certo. Senti, sono cambiate un po' le modalità di composizione del consiglio direttivo, mi pare, del comitato regionale, cioè prima, adesso ci sono dei delegati, dei consiglieri in quota giocatori, una volta non era così, no? Non c'era una suddivisione delle quote così, no? Beh, ormai da quando sono stati assunti tutti i regolamenti del CONI, praticamente degli ultimi 3 o 4 mandati. Quindi da 12 anni circa. Sì. Beh, da quando io ho fatto il presidente di sicuro, ma anche prima non seguivo tanto perché io facevo il tesoriere, mi proponevo, avevo altri impegni, molti altri impegni, quindi c'era Piva per esempio che si interessava, anche lui è stata una figura che ha tirato la carretta per parecchi anni insieme a Navarro. Ecco, certo. allora Infatti, il discorso... Navarro era, diciamo, nell'epoca precedente la tua, dove c'era un altro, diciamo, un'altra struttura, un'altra composizione, mi pare, no? Sì, però da quando lui ha cominciato a prendere in mano il comitato regionale che hanno cominciato a strutturarsi così. Mi ricordo di una triste vicenda legata alla federazione, ai ricorsi, mi sembra che ci fosse tuo fratello, no? Che è stato messo a c'era stato un commissariamento, commissariamento, sì. addirittura commissariamento. Sì, ci sono state delle vicende un po' tristi, anche perché il commissariamento era stato fatto per cose di poco conto, insomma, ecco, non c'erano grandi, ma probabilmente erano più gli uomini che non andavano tanto d'accordo, che poi le scuse erano del poco conto. Ecco, va bene. Certo. Detto questo, comunque la struttura della composizione del comitato regionale è questa. C'è uno spartiacque, anzi sono 2, 10 e 30 società. Con 10 società si può costituire un comitato regionale, con 10 società nella regione. Comitato regionale che è costituito dal presidente,
2 consiglieri in quota società, 1 in quota giocatori e 1 in quota istruttori, come lo siamo noi adesso, perché Certo. questo criterio vale fino a 30 società. Noi ne abbiamo 27 e quindi quando si fanno le elezioni si guarda le società che sono presenti in quel momento. Quando si superano le 30 società, allora ci sono 7 consiglieri, 4 in quota società, 2 in quota giocatori e 1 in quota istruttori. Ecco, quindi sono rappresentati tutti, i giocatori addirittura ne hanno 2, le società ne hanno 4. Certo. Detto questo, dall'anno scorso c'è anche l'iscrizione al registro CONI, quindi le società che vanno ad eleggere i componenti del comitato regionale devono essere iscritte al registro CONI, altrimenti no. Ecco, questo è un problema, perché a volte con il registro CONI ci sono, siccome è tutto automatizzato, automazione ogni tanto non funziona. Perde qualche colpo, insomma. Ecco. Ne ho esperienza perché sono stato presidente di un'associazione scacchistica e proprio nel momento in cui c'erano i cambiamenti dell'informatizzazione, dei sistemi di informatizzazione, ed è stato veramente molto complicato registrarsi. Una volta registrati avevano i dati vecchi, eccetera, eccetera. Insomma, sì, ma guardate che nelle elezioni ultime del 20 dicembre sono state fuori circa il 40% delle società a livello nazionale. Certo. Anche noi ne abbiamo portate 18 invece di 27. E tu prima dicevi che tra 10 e 30 società c'è una diversa composizione del consiglio direttivo del comitato regionale, giusto? Del consiglio regionale. Da 10 fino a 30 da 10 fino a 30. Sì. E sotto i 10 mi sembra, giusto per completezza, non c'è il comitato regionale, ma c'è il delegato regionale. Esatto. Come a Trento, se non sbaglio, no? Viene nominato un delegato regionale. Addirittura Trento e Bolzano è un'anomalia, perché lì viene nominato il delegato provinciale, perché sono province autonome. Certo. Ecco, la stessa... dimmi. No, completa pure. Ecco, lo stesso criterio si ha con i delegati provinciali. Ecco, prima di arrivare a questo punto, mi interessava sapere se eventualmente in chat, una prima esame della chat, se magari c'è qualche domanda. Dario, se c'è in chat qualche domanda, vediamo di esaudirla. Sì, c'è già qualche domanda, in effetti. Ad esempio, quando prima Tino parlava della struttura della FSI, qualcuno ha già chiesto magari un dettaglio più ampio su come è strutturata la FSI a livello istruttori, ovvero se c'è una sorta di comitato istruttori, veniva richiesto. Questa è la prima domanda che è arrivata. Ok. C'è, Tino, una sorta di comitato istruttori, a parte che voglio anticipare una cosa molto rapidamente, e naturalmente questa è la prima puntata di questa serie, e già per la prossima puntata noi avremo il fiduciario regionale veneto scusatemi, degli arbitri, non degli istruttori. Invece la domanda era sugli istruttori. Tino. Sì, per quanto riguarda gli istruttori, io vedo c'è la conferenza degli istruttori. Io questa non ho mai partecipato, non lo so quando si viene convocata e non so chi partecipi. Certo. Ve lo dico tranquillamente, perché lo vedo nello statuto, però non ne ho sinceramente mai sentito parlare. Penso che potrebbe essere interessante per una puntata magari esaminare. La Capuano. Sì, prima mi sbagliavo, pensavo agli arbitri, ma anche una puntata per quanto riguarda gli istruttori. Sì. Va bene, allora adesso stavamo parlando del comitato regionale e del suo consiglio direttivo. L'attuale strutturazione, cioè le persone che ricoprono queste
le diverse funzioni sono 4, no? Tu ci dici, vorresti esatto, dirci i nomi e dopo che ce li hai detti magari facciamo partire un piccolo filmato che abbiamo preparato allo scopo. Chi sono intanto? Sono Federico Cortina, che è consigliere in quota società, che io ho nominato vicepresidente. Dovrebbe seguire il calendario tornei, l'attività giovanile con Elo e l'agonismo degli adulti, almeno così io ho dato questi compiti. Ermanno Benà, consigliere in quota società, tesoriere e segretario verbalizzante. Aldo Danese, consigliere in quota giocatori, delegato regionale giovanile, e segue l'agonismo giovanile, l'Elo e tutte le variazioni con quello che noi abbiamo con i giovani, insomma, ecco, sarà da fare una puntata apposta per lui. E Alessandro Gatta, consigliere in quota istruttori, delegato regionale per la scuola, esperto di Junior Arena, aggiornamento istruttori, divulgazione. Ecco, io l'ho detto proprio il 3 ottobre, mi sembra che 3 o 4 ottobre che abbiamo fatto il rinnovo del comitato regionale, anche se siamo passati da 7 a 4, questo non toglie nulla, perché chi ha voglia di lavorare, noi apriamo le porte a tutti. Ecco. Certo, e chiederei allora adesso alla regia di far partire un breve filmato, una breve clip che abbiamo realizzato con i contributi di 3 dei consiglieri del consiglio direttivo del comitato regionale. Vediamo questa clip, vediamo insieme questa clip. Ciao a tutti, sono Aldo Danese e praticamente sono all'interno nel comitato, sono responsabile giovanile da molti anni, si vede anche dalla barba. Praticamente sono il più vecchio membro del direttivo attuale, perché seguivo il comitato, ricordo di riunioni fatte alla stazione di Mestre. Mi occupo in modo particolare dei ragazzi e seguo un po', sono anche istruttore, seguo un po' tutto quanto quello che riguarda il mondo dei ragazzi, accompagnatore dei campionati italiani e cose del genere. Ciao a tutti, sono Ermanno Benà, consigliere del Circolo Scacchistico Redigino e membro del Comitato Regionale Veneto con il ruolo di tesoriere. In questa funzione sono al secondo mandato, eletto in quota società. Decisi di candidarmi per il Comitato Regionale Veneto per dare rappresentatività anche alla mia provincia, quella di Rovigo. Comunque il ruolo amministrativo non prevarica la passione per gli scacchi e molto spesso affermo autoironicamente di essere un grande giocatore di scacchi, purtroppo più in quantità che in qualità. Ciao, sono Alessandro Gatta del Comitato Veneto Scacchi, neoeletto in ottobre 2020 e rappresentante in quota istruttori del Veneto. Siamo partiti facendo attività in salita a causa delle restrizioni Covid, ciò nonostante abbiamo potuto lanciare una serie di iniziative sia per la didattica sia per la comunicazione tra noi istruttori che ha permesso di far fronte a queste difficoltà. Bene, allora abbiamo visto il filmato con i contributi di 3 dei 4 consiglieri e purtroppo quello di Federico Cortina, di cui ci ha parlato Tino Testolina, non ci è pervenuto in tempo utile da visualizzarlo. Quindi ritorniamo in diretta, ritorniamo alle domande. A questo punto trattiamo anche di un altro aspetto legato al comitato organizzativo e gestionale e del comitato regionale. Oltre a quelle funzioni che abbiamo visto e al consiglio direttivo, ci sono anche delle figure di supporto dal punto di vista organizzativo e gestionale. E sono stati dati, credo, degli incarichi individuali. Ce ne puoi brevemente parlare spiegando anche la motivazione, Tino?
Allora, prima ho detto che tutti quelli che vogliono lavorare sono ben accetti. Anzi, la regia mi dice che ho ricevuto parecchi saluti, io ricambio molto volentieri. Mi dispiace di essere qui a parlare mentre l'Italia sta giocando, però ringrazio tutti e li saluto anche se non so chi siano, però sono degli scacchisti e ho sempre piacere di parlare con loro e quindi è occasione per, se avete domande da fare, tranquillamente siamo qui a rispondere. Bene, per tutti quelli che Sergio mi accennava, dico una cosa molto, molto semplice. Io quest'anno il 4 di ottobre, quando sono stato eletto, ho detto una cosa molto, molto impegnativa, che mi sarei dedicato in particolar modo al mondo degli istruttori, perché avevo visto negli anni precedenti che era un mondo un po' trascurato. E all'interno del mondo degli istruttori ho trovato veramente tante persone impegnate. Dopo i presidenti, a volte c'è qualche presidente che scantina, che non riesco mai a trovarlo, non riesco neanche a parlare insieme, ma con gli istruttori, diciamo, abbiamo e stiamo cercando di creare un rapporto costruttivo, istruttivo, perché anch'io ho sempre molte cose da imparare e stiamo facendo delle cose molto interessanti. Oltre ai componenti del comitato regionale, sostanzialmente io ho incaricato solo Sergio Ventura fino adesso, e non tanto a fare Twitch, quanto a sistemare il sito. E ci tengo, anzi glielo chiedo qui, che io lo vedo già molto impegnato a seguire Twitch. Se potesse anche seguirmi l'aggiornamento, diciamo aggiornamento, perché possiamo anche dire così, no? Del sito, che per me è molto importante. Abbiamo cominciato con questo tipo di comunicazione perché le riteniamo molto importante. Una volta alla settimana, perdete un'ora tranquillamente, ascoltate. Sergio mi ha detto il programma che vuole fare, è estremamente interessante. Ovviamente sono tante le cose da sapere, tante le persone da interrogare, ma ognuno con il proprio livello. Sentirete Renzo Renier, sentirete Veronica, sentirete poi i maestri di scacchi, le società, c'è sempre qualche cosa da imparare da tutti e chi ha più responsabilità, più cose ha da dire. Quindi io adesso, più che una volta c'era un delegato giovanile che veniva sempre in comitato regionale, e adesso poi c'è Aldo Danese, per cui non serve più. Le altre persone che oltre al comitato regionale dovranno e sono chiamate a lavorare sono i delegati provinciali, questo sì. Quindi certo. Sergio, tu hai questi due incarichi e non te ne do più perché sei già... però adesso devo dire che, insomma, visto che non sei più così tanto impegnato col lavoro, anche se hai i tuoi problemi personali, per carità, come ce li abbiamo tutti, però ecco, insomma, certo, vediamo è un incarico che ho accettato volentieri, più incarichi anzi che ho accettato volentieri, perché diciamo io sono cresciuto fin da bambino nel gioco degli scacchi. Ecco, giustamente Tino prima parlava della necessità di cambiare il sito, ma più in generale devono essere cambiate la struttura e le forme di comunicazione che oggi devono essere più rapide, più veloci, devono contemplare diversi canali di comunicazione e quindi giustamente il sito deve essere aggiornato, deve essere modernizzato, ma insieme al sito anche tutti i canali social, per cui c'è una combinazione, un mix di cose che ci prenderà non poco tempo e lavoro. Giustamente adesso, non essendo in attività lavorativa, cercherò di dedicarlo, riservandomi però un po' di spazio perché voglio anche ritornare a giocare, quindi a fare dell'agonismo che insomma ho lasciato un po' di tempo fa. Vabbè, comunque riprendendo
il discorso a cui hai accennato prima, esiste anche la funzione nell'ambito del Comitato Regionale Veneto. Non ci sono solo i componenti del Consiglio direttivo, ma è necessario che ci siano a livello locale, a livello provinciale, delle figure di raccordo, di coordinamento, e quindi lo Statuto FSI prevede l'esistenza di comitati provinciali e o delegati provinciali. Ci vuoi descrivere la differenza tra comitato provinciale e delegato provinciale intanto? Allora, come prima parlavamo dei delegati regionali, dei presidenti regionali, così anche nei provinciali. Le province che hanno 10 società ASD o SSD, non ha importanza, società iscritte alla federazione, possono avere il presidente provinciale. Noi non abbiamo nessuna provincia che ne ha 10, avevamo Venezia, poi vi spiego cosa è successo di Venezia, della provincia di Venezia. Quindi ci sono delegati provinciali nelle varie province. Allora, qui nel Veneto io ve li posso già dire tutti quanti perché sono già stati nominati, li ho proposti, ne ho parlato con i vari presidenti prima delle varie società, perché devono essere persone, insomma, che in qualche maniera o sono conosciute o sono ben accolte. Ecco. Allora, a Belluno c'è Francesco Buzzatti, è un giovane che ha, secondo me, grandi potenzialità, per cui Sergio ti prego, perché poi l'ultima la riservo a te, no? Sì. Padova Sergio Ventura, Rovigo Stefano Zanirato, che questo è uno storico, è un delegato storico. Treviso Claudine Rosolin, delegata già nel passato quadriennio olimpico ed è già stata vicepresidente del Comitato Regionale Veneto, è una grande lavoratrice, anche questa è una grande risorsa. È una grande risorsa. A Venezia c'è Francesco Pintonello, un giovane, anche questo lo devi curare per bene, insegnare cosa e come deve fare. Verona Alessandro Zangrandi, anche questa è una bella novità che bisogna curare, che bisogna far lavorare nelle dovute maniere, dirgli cosa, come deve, tutte le cose che c'è da sapere. E Vicenza Giacomo Scarsella. Con Giacomo Scarsella è uno storico, cioè è un personaggio che dal 2013 è in comitato regionale. Io l'ho visto lavorare, lavora bene, quindi è una risorsa da tenere presente. Ecco, e per ultimo, come era da secondo, Sergio Ventura, cioè sei tu. Sì, e in qualche maniera ti ho detto visto che io ho difficoltà, perché con la commissione di cui sono presidente, commissione organizzazione periferica a livello nazionale, e non vi dico cose che c'è da sapere lì, ecco, quelle che prima non mi ricordavo, come delegati provinciali ci sono 3 cose da strutturare per bene e da organizzare insieme a me, insieme ai presidenti, vero? Non siete lasciati soli, mai. Ci sono i campionati provinciali, giovanili e assoluti, quindi 2 manifestazioni, più da seguire i campionati provinciali scolastici. Ecco, queste sarebbero le 3 manifestazioni. Non c'è un granché di lavoro perché ormai sono storicamente, tu lo sai, insomma lo hai fatto per parecchie volte, ecco, però chi non l'ha fatto devi seguirlo in maniera che non vada a perdere tanto tempo e abbia le soddisfazioni che merita. Detto questo, queste sono le 3 manifestazioni più importanti, ma cosa vuol dire? Un delegato provinciale poi dovrebbe seguire l'attività, la diffusione, l'alfabetizzazione, trovare nuovi circoli, eccetera, nell'ambito della propria provincia, come io ho visto che tu hai già fatto a suo tempo, insomma, ecco. Per cui quello che vi ho scritto nella lettera di incarico e quello che sto dicendo più o meno sono sempre le stesse cose. E una cosa che è importante per quanto riguarda i delegati provinciali è quello di essere coordinati.
ed è proprio per questo che io ho detto: Sergio, per favore, aiutami a coordinare e fare le mail, eccetera. Io vedo che, siccome sono presidente di una società della provincia di Venezia, vedo che Pintonello Francesco regolarmente mi scrive, eccetera. In più c'è questo, e l'abbiamo solo noi nel Veneto. Quando una provincia raggiunge i 10 circoli, associazioni, allora la federazione mi dice: se trovi un presidente puoi fare un delegato, oppure si può fare una presidenza. Quindi un presidente, 2 in quota società, 1 in quota giocatori, 1 in quota istruttori. Però non sempre è facile fare questo. Per cui io a volte ho anche nominato il delegato e basta. Certo. E a questo delegato, quando ci sono 10 società, io do anche un piccolo budget. Non sono tanti, sono 500 euro. Quindi tutte le province che arrivano ad avere 10 circoli, io do questo piccolo budget da gestire per il campionato provinciale, campionato giovanile o per gli studenteschi, come vuole. Ecco. Qui si innesta un bel dibattito, che sono anni che lo facciamo e io lo porto all'attenzione di tutti, anche degli ascoltatori, che è quello di dire: meglio tanti circoli piccoli diffusi o meglio pochi circoli e ben organizzati? È un problema. E qui la risposta, difficile risoluzione. È difficile, no? Certo. Perché guardate, Venezia non ha grossi circoli, però ci sono 100 attualmente, a data odierna, 108 tessere agonistiche. Treviso ne ha 61, Verona 55, Vicenza 81. Ecco, questo per dire che se ci sono tanti circoli, ovviamente ci sono anche più tessere. Ricordo che per fare una società di scacchi, una SD, occorrono minimo 10 adulti. I ragazzi possono essere anche 2000, non contano nulla per la costituzione della società. Ma di questi 10, 5 devono essere tutti adulti, 5 devono essere giocatori. Ecco, certo. Questo è la base minima per potersi costituire. E io dico, perché ne ho sentito parlare, ho parlato già con qualche presidente in pectore, eccetera, c'è qualche società che dovrebbe ancora sorgere. Abbiamo delle potenzialità interessanti ancora. Sì, voglio soltanto riprendere un attimo il concetto di prima dei delegati provinciali, della loro composizione e del loro coordinamento. In effetti questa è un'esigenza che avevo sentito io e aveva sentito Claudine Rosolin già nello scorso mandato, e il valore aggiunto che stiamo cercando di dare a questa figura è quella di poter comunicare tra di noi, poter coordinarci, poter fare un percorso insieme che credo sia interessante anche come attività, iniziative che non sempre la singola associazione, il singolo circolo o la singola provincia riesce a fare da sola, però se c'è un buon coordinamento, se c'è un collegamento e una cooperazione tra circoli e tra province, credo si possano realizzare anche delle cose in più e delle belle cose. Certo. Ecco, veniamo ora all'ultimo punto, diciamo così, all'ultimo nodo, diciamo, della struttura scacchistica italiana, perché abbiamo parlato prima di struttura centrale, di Consiglio federale, di organizzazione periferica, di comitato regionale o delegato regionale, di comitati provinciali o delegati provinciali, ma alla fine, diciamo, la Federazione Scacchistica Italiana è una federazione di associazioni scacchistiche dilettantistiche
o di società scacchistiche dilettantistiche. Quindi quello è il nodo finale, diciamo, della struttura. Le associazioni scacchistiche dilettantistiche di scacchi, indicate generalmente con la sigla ASD o SSD, va bene, che sono comunemente chiamate per semplicità circoli di scacchi, che hanno i tesserati che devono essere, come già ci hai accennato, in un numero minimo di 10 adulti per circolo. Ecco, ci vuoi descrivere brevemente i requisiti? Ce li hai già indicati. Magari ci puoi parlare un attimino di quali sono le procedure e qual è la mappa delle ASD del Veneto nelle diverse province? Sì, allora guarda, hai fatto bene, è una bella domanda, perché nell'organizzazione periferica, nello statuto della federazione, i comitati regionali sono all'articolo 30, mentre le società sono all'articolo 3. Quindi sono le società che eleggono il presidente, sono le società che eleggono il Consiglio federale. C'è un rapporto diretto tra Consiglio federale e le società. I comitati regionali sono delle articolazioni periferiche della Federazione Sciachistica Italiana. Ecco, quindi abbiamo chiuso il cerchio. Certo è che i comitati regionali, un po' alla volta, qui nello statuto dice, hanno il compito di applicare tutte le disposizioni e i provvedimenti emanati dagli organi centrali e quello di promuovere e disciplinare l'attività nell'ambito dei rispettivi territori. Ecco, detto questo però, noi come comitato regionale non ci fermiamo a questa dicitura e ovviamente, ed è anche una cosa positiva per il Consiglio federale e il Presidente, che noi siamo attivi nelle proposte e tutto quello che, perché i contatti con le società le ha il comitato regionale se vuole lavorare, dopo se non lo vuole fare, vabbè, insomma, però le società, allora le società, come dicevo prima, minimo 10 adulti, mi raccomando che ci siano 3 persone che si dedicano, ognuna per la propria specificità, così si divide anche un po' il lavoro, uno a fare il presidente, quindi a tenere i rapporti con i giocatori, con il comitato regionale, con i consiglieri del comitato regionale, con i delegati provinciali, con il territorio, perché è importantissimo avere i rapporti con il territorio, con le varie amministrazioni comunali, con le altre associazioni, con il CONI, per quel poco che può essere utile. Però io ho visto che con i buoni auspici del CONI, il presidente del comitato regionale del Veneto è nella commissione, anche se si riunisce una volta all'anno, nella consulta dello sport della Regione Veneto. E quindi anche qui si conoscono tutta una serie di meccanismi e anche di leggi che possono dare dei contributi alle manifestazioni sportive scacchistiche molto utili alle società. Come adesso il 21 di giugno scade un bando per concorrere ad avere dei contributi. Quindi è sempre importante che il Presidente tenga tutti questi collegamenti. Ovviamente il segretario verbalizzante è quello che decide, che non fa la sintesi di quello che si è deciso nei vari consigli direttivi, e il tesoriere è quello che deve seguire le entrate e le uscite secondo le disposizioni che sono emanate dall'Agenzia delle Entrate, dal governo, dalla federazione. Ecco, una cosa, ci sono cose importanti qui da dire, perché queste persone devono sì giocare a scacchi, però devono dedicarsi a questo. Allora c'è una cosa fondamentale, guardate, quando decidete a livello di direttivo, allora come funziona la cosa in sostanza? Sia della federazione, comitati regionali, società, di qualsiasi sport e di qualsiasi associazione culturale. C'è un gruppo di persone che si mette insieme perché gli piace fare una cosa e dicono che fanno quella cosa lì. E nello statuto viene indicato
come si vuole svolgere quell'attività, nel nostro caso scacchi. Allora, il concetto fondamentale è questo: quello che voi scrivete nello statuto è quello che voi dite alla società in generale: guardate società, noi ci interessiamo di scacchi e vogliamo fare queste cose. Allora, se le cose sono tutte lecite, secondo il codice civile, le cose si fanno, però si devono fare come voi avete indicato nello statuto. Certo. Questo cosa vuol dire? Che se voi indicate nello statuto determinate cose, poi le dovete fare. Non potete esimervi o svincolarle o fare l'opposto o non farle. Siete voi che decidete quello che volete fare, ma una volta che l'avete deciso, tutti accettano nello statuto quello che è scritto e quello si deve fare. Ecco, è una cosa molto semplice, però dopo ovviamente servitevi dello statuto tipo che c'è nel sito della federazione. Anzi, a proposito, vi dico, guardate, questo sito è da migliorare, quello della federazione, però attualmente io lo trovo molto utile, molto interessante, c'è di tutto. Navigate dentro a destra e a sinistra, ci sono tantissimi di quei dati, tantissime informazioni, regolamenti, eccetera, che dopo all'ultimo minuto si va a telefonare Tino, ma per fare questo cosa si deve fare, per fare quell'altro, eccetera. È già praticamente il 99% è quasi scritto, perché proprio una buona organizzazione prevede che quanto più possibile ci siano dei regolamenti che già dicono quello che si deve fare, e Renier di questo la saluta. In effetti l'ho consultato anch'io molte volte il sito della federazione, i vari regolamenti, come presidente come ex presidente della società, dell'associazione Miscia. Senti un po', veniamo a una domanda un po' così di attualità. Tu per caso sai dirci com'è il trend del numero delle associazioni scacchistiche dilettantistiche negli ultimi anni, ovvero sia c'è stata un'incidenza magari dal 2019 al 2021 dovuta in qualche modo alla pandemia e al Covid, oppure sono rimasti io ho dovuto interessarmi di questi dati perché, siccome sono rappresentante delle DSA, sono rappresentante del CONI nella regione Veneto, e quindi con tutte le altre DSA del Veneto abbiamo fatto questa indagine. E questa, guarda, nel 2019 eravamo 31 società con 1178 iscritti. Nel 2020, anno della pandemia, le società da 31 sono passate a 29, con 975 iscritti, complessivamente giovani e adulti. Nel 2021, cioè adesso, l'altro giorno, sono 27 società con 756 iscritti. Quindi c'è stato un calo. Ce ne mancherebbero 422 rispetto al 2019, però l'anno non è ancora finito. Se si aprono i giochi, penso che molti li recupereremo, sì, però tanti, la maggior parte degli iscritti persi sono ragazzi, perché non si è mai riusciti nel 2021 a fare un torneo giovanile, se non domenica scorsa a Chioggia col campionato regionale. Certo. Ecco. Certo. Ci fermiamo un attimo per sentire dalla regia se ci sono delle domande in chat che sono pervenute nel frattempo. Eccomi qui, sì, eccoci qua. Allora, a tal proposito è arrivata dalla chat di Twitch, non sono arrivate, ma è arrivata da un'altra chat una domanda. E poi, se permettete, avrei una domanda io quasi quasi, che è proprio inerente a questa ultima parte. Cioè, Tino, visto che sei presidente da più mandati e componente del consiglio direttivo da ancora più anni, qual è secondo te il momento storico che ha contribuito maggiormente allo sviluppo degli scacchi nel Veneto? Ma è difficile dirlo, perché io ho fatto una statistica, sono andato indietro negli anni e ho visto che gli scacchisti erano molti di più, le società
erano anche 42, 50 società in certi momenti, però come dice Sergio erano circoli, non erano società, non erano strutturati. Io adesso, siccome cerco di girare il Veneto e di capire la realtà nei suoi particolari, so che ci sono parecchi circoli in giro che magari fanno capo a una società. Qualcuno di questi circoli si iscrive anche alle società. Ma come dicevo prima, io cerco di stimolare questi gruppi, questi circoli a strutturarsi in ASD e penso che questo momento sia un momento propizio per fare un salto di qualità. E il salto di qualità io sono convinto che è in mano sì ai presidenti, ma soprattutto agli istruttori. Per cui quello che finora è stato fatto dagli istruttori dal 14 novembre del 2020 online, che abbiamo costituito quel gruppo di istruttori impegnati, eccetera, io penso che il futuro degli scacchi sia proprio attraverso gli istruttori, attraverso la scuola, attraverso i giovani, e quest'anno ne abbiamo persi parecchi. Però abbiamo anche un gruppo di giovani, quest'anno per la prima volta stiamo facendo, perché abbiamo iniziato l'1 e il 2 maggio e lo riprenderemo a settembre, un corso per ragazzi di alto livello. Quindi sono ragazzi promettenti che giocano, continuano a giocare, hanno giocato anche durante la pandemia e sono giovani promettenti. Sono 10-11 giovani che con Kenny Solomon, Federico Manca e poi un istruttore del CONI stiamo cercando di dare tutti quei mezzi, non solo tecnici ma anche psicologici, per fare, diciamo, nel nostro piccolo, anche loro, una carriera scacchistica soddisfacente. Dario, c'è qualche altra domanda? Sì, ecco, l'altra domanda che è pervenuta da un'altra chat era quanto piacciono a Tino le sfide tra scacchi e tecnologia, cioè probabilmente penso che si riferisse, Tino, al fatto che se sei qui su una trasmissione in diretta su Twitch abbiamo fatto anche un passo in avanti con la tecnologia tutti quanti. Che ne dici? Sì, dico che è un aspetto positivo, se non è l'aspetto positivo del Covid questo, perché da anni si discute di come insegnare a questi ragazzi e voi capite bene che i genitori portare a nuoto, a musica, a scuola, a scacchi, sti ragazzi passano più tempo per la strada che non a fare i propri lavori di casa o la propria professione. Allora, è bene che i corsi ai giovani siano fatti in presenza. Difatti noi questo corso di alto livello lo stiamo facendo in presenza, in locali idonei, ma in presenza. Quindi maestri internazionali, grandi maestri, insegnano a questi ragazzi in presenza. Però l'online ci viene in aiuto, perché una volta che il maestro ha insegnato in presenza, ha dato dei compiti, questi si possono correggere online. Online si può avere un altro incontro infrasettimanale su determinati argomenti, spiegando determinate cose. Certo, se sono piccoli è più difficile, è meglio la presenza per i più piccoli, però da una certa età, dalle medie superiori, si può cominciare online. Adesso poi, guardate, Sicuramente. adesso si può fare molto più che qualche anno fa, per cui ecco perché io sono dell'avviso che questo sia un bel periodo per rilanciare gli scacchi, anche perché vedo nella schiena di Dario Bellinato, la regina degli scacchi, che ci ha aiutato quest'anno con questo film a far conoscere questo gioco. Bene, siamo quasi in chiusura, Tino. Allora veniamo all'ultima questione, all'ultima domanda che ti pongo. Abbiamo visto quindi che c'è un comitato regionale, ci sono le associazioni scacchistiche dilettantistiche, ci sono i delegati provinciali. Ecco, secondo te ci sono o ci potrebbero essere delle procedure particolarmente efficaci per migliorare la comunicazione e l'interazione tra questi organi? Beh, guarda, l'online ci aiuta in questo caso. Ok.
po' quello che stiamo facendo. Perché io sono arrivato come voi adesso ad usare l'online in maniera praticamente giornaliera, no? E dico questo, ogni sera ci sarebbe una riunione e quindi bisogna correre a destra e a manca a queste riunioni alle 8:30, alle 6:30, mezzanotte, poi si viene a casa, eccetera. Forse più il tempo del trasbordo da una parte all'altra. Ci viene in aiuto, come questa sera, come stiamo facendo su Twitch. Voi pensate, anche quando facciamo le assemblee dei presidenti per il comitato regionale, un'assemblea annuale, ti ricordi Sergio, a qualcuna sei venuto anche tu, ce ne sono sempre molto pochi. Quando ce ne sono metà è un successo strabiliante. Assolutamente. E quindi questo dà da pensare. In certe volte bisogna obbligatoriamente fare la seconda convocazione, perché anche se si è in 3 le cose vanno avanti lo stesso, altrimenti si bloccherebbe tutto col 50% più 1. Certo. Quindi come ho detto all'inizio esordendo, ci vuole molta passione, molto amore per gli scacchi, ecco. E poi, come vedete alle mie spalle, io ho metà scacchiera e metà libri, quindi bisogna giocare e studiare, che come piace molto a Sergio Ventura, la teoria e la prassi, insomma, ecco. Bisogna integrare più competenze, più cose, più possibilità. E l'online ci è venuto in aiuto a noi, perché io ho dichiarato al CONI in una manifestazione pubblica che gli scacchi non si sono mai fermati. Certo, assolutamente. Io su questo punto sono perfettamente d'accordo e sono sempre stato un assertore non tanto della rete, ma della combinazione e l'integrazione tra modalità diverse, perché laddove sono delle tecnologie... Dobbiamo avere questa intelligenza di mettere insieme le due cose. Ecco perché tutti quegli incontri che stiamo facendo, che state facendo, perché io partecipo una volta sì, una volta no, insomma, a livello di istruttori, vi deve dare proprio il polso di queste cose e riuscire a fare con i ragazzi quello che non si riesce a fare in presenza, cercare di farlo online, o quello che è possibile fare online, insomma, ecco, non tutto. Bene, allora chiedo a Dario se c'è per caso un'ultima domanda dalla chat oppure no? No, non sono più, non ci sono altre domande, le abbiamo fatte tutte questa sera. Sì, benissimo. Allora siamo giunti alla fine. Ringrazio Tino, ringrazio naturalmente Dario. Grazie a tutti voi e un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Fatto da moderatore. Ringrazio la regia, Matteo Volpi, che ha permesso la realizzazione di questa trasmissione. Ringrazio gli spettatori che hanno deciso di vederci anche se in contemporanea c'era la partita Italia-Svizzera. Diciamo che noi abbiamo siamo molto competitivi e non abbiamo paura, non abbiamo timore di confrontarci con nessuno e quindi siamo andati in onda lo stesso. Ecco, ringrazio quindi tutti gli spettatori che ci hanno seguito e ricordo che comunque questa puntata verrà registrata, quindi se qualcuno l'avesse persa o ne avesse persa una parte potrà ritrovarla sul nostro canale YouTube in cui ci sono tutte le puntate, ci saranno tutte le puntate, ci sono già diciamo delle trasmissioni organizzate dalla Scuola Veneto Scacchi e adesso dal canale. Finisco dicendo e ricordando che per giugno abbiamo altre 2 puntate e quindi voglio ricordare le prossime. Mercoledì prossimo, sempre alle ore 9, ci sarà la seconda puntata del canale, ma la prima puntata di In diretta col maestro, e non vi voglio rivelare nulla, ma dovremmo avere una grande presenza. E poi successivamente il 30 giugno ci sarà la terza puntata del canale Twitch SVS e prima puntata della serie, della rubrica diciamo i circoli, ossia le associazioni scacchistiche dilettantistiche tra passato, presente e futuro. Naturalmente anche qui
ci sarà, penso, un'associazione scachistica di grande storia, e anche qui manderemo la pubblicità, ma non vi rivelo nulla perché ancora siamo in fase di ultimazione dei dettagli. Ringrazio tutti quanti e alla prossima. Grazie agli spettatori e grazie a voi che avete lavorato. Buona Grazie, serata, Tino. buon secondo tempo, se qualcuno va a vederlo. Ok, arrivederci a tutti.